Il caro prezzi fa lievitare i costi della Pasqua. Il pranzo di Pasqua sarà salato per tutti, questo è il titolo sul Mattino di oggi. Per questa Pasqua ogni famiglia spenderà 300 euro in più, è la stima della CNA a proposito del rincaro dei prezzi e secondo la Coldiretti l'olio di girasole a 4 euro il litro è una cifra inconcepibile. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 4 aprile 2022. La prima notizia del giorno riguarda appunto il caro prezzi, l'aumento dei prezzi in particolare dei beni alimentari. La CNA stima un ulteriore aumento dei prezzi per il consumatore, più 10% per la pasta, già nello scorso anno si erano registrati aumenti di un altro 10%, più 38% per la farina di grano tenero e addirittura più 100% per la farina di grano duro. Rincari questi ai quali vanno aggiunti anche quelli relativi ai trasporti e agli imballaggi che sono stati calcolati in un ulteriore più 30%. Aumentano anche i costi dell'energia per l'utilizzo dei forni e quant'altro. I rincari dell'energia hanno raggiunto addirittura il più 300%. Il risultato è che sia acquistare i prodotti e cucinare in casa per festeggiare la Pasqua, ma anche andare al ristorante costerà alle famiglie padovane e venete almeno un 10% in più, stimato in circa 300 euro, tra aumenti di frutta e ortaggi freschi più 28%, carne e uova più 21%. Questo il comunicato della CNA di Padova appunto e del Veneto. Coldiretti di Vicenza invece ha diffuso un'altra nota ieri che appunto dice: inconcepibile trovare l'olio di semi a quasi 4 euro al litro. C'è l'analisi di tutti i prodotti del carrello della spesa, appunto a partire dall'olio dei semi, ma poi la verdura fresca con i prezzi in salita del 17,8%, il burro 17,4%, rincari in doppia cifra anche per la pasta, così come per i frutti di mare, la farina, eccetera. Naturalmente Coldiretti sottolinea anche la batosta per gli agricoltori legata all'aumento dei prezzi, i rincari di concimi, imballaggi, gasolio, attrezzi e macchinari stanno mettendo in crisi i bilanci delle aziende agricole. Nelle campagne si registrano aumenti dei costi, dice Coldiretti, che vanno dal più 170% dei concimi al più 90% dei mangimi al più 129% per il gasolio, con incrementi dei costi correnti di oltre 15.700 euro in media, ma con punte di oltre 47.000 euro per le stalle da latte, fino a 99.000 euro per gli aumenti di polli, secondo uno studio del CREA. Si torna a parlare di speculazione, lo fa anche la regione del Veneto, che ha condotto uno studio secondo il quale, viste le ridotte dimensioni dell'import-export agroalimentare con Russia e Ucraina, attualmente non risulterebbero mancanze di prodotto, quindi non c'è penuria, è soltanto speculazione. Sarebbe il caso di un intervento in sede europea. Sono le conseguenze in ogni caso dell'emergenza, della crisi in atto, conseguenze se non altro temporali, nel senso che l'aumento dei prezzi è iniziato subito dopo lo scoppio del conflitto, quindi che si tratti di speculazioni o d'altro, questa è la situazione. Ma tra le altre conseguenze della crisi, della guerra in corso in Ucraina, c'è la storia di Volodymyr Zanemorovsky, nato a Kiev, ha 56 anni, ma da più di 30 anni vive a Mogliano Veneto. E allora la notizia sulle pagine del Gazzettino di oggi, il titolo recita appunto: da 30 anni vive a Mogliano, ma ora è bloccato in Ucraina e rischia di finire in cella come disertore.
Vladimir era rientrato nel suo paese natale per celebrare il funerale dopo la morte del padre e stava rientrando in Italia il 25 febbraio, aveva il volo di rientro in Italia, ma lo scoppio della guerra naturalmente ha scombinato i suoi piani. Lì è iniziato il suo incubo, adesso se non rimane a combattere per il popolo ucraino rischia il carcere. A lanciare l'allarme, chiedendo l'intervento immediato della Farnesina, è stata Elena Fusarpoli, capomissione di Mediterranea Saving Humans, una ONG che con la carovana Stop the War Now sta portando aiuti in Ucraina e sta aiutando gli ucraini a scappare appunto dal conflitto in corso, salvarsi dalla guerra. Vladimir è un volontario di questa associazione di Mediterranea Saving Humans e proprio tramite l'organizzazione, dopo aver seppellito il padre, doveva partecipare a una missione di Mediterranea per rientrare in Italia. La carovana con 40 tra attivisti e profughi però è stata fermata al confine, situazione surreale, dice Elena Fusarpoli in un video postato su Twitter. Il nostro volontario, che ha la doppia cittadinanza italiana e ucraina, è stato bloccato alla frontiera di Korsova, al confine tra l'Ucraina e la Polonia. Vive in Italia da 30 anni, abbiamo detto. Vladimir lo attesta una lettera dell'ambasciata italiana che è stata trasmessa alle autorità ucraine a Kiev, e però pare non essere sufficiente. La tensione è naturalmente altissima, Vladimir è terrorizzato, leggiamo, ha scritto al sindaco di Mogliano Veneto per avere il certificato di residenza che attestasse il fatto che da anni vive in Italia. Il documento è stato inviato, l'ambasciata italiana a Kiev l'ha validato, sembrava una questione burocratica di poco conto, ma non è stato così. Vladimir è ancora bloccato, il caso sta bloccando anche tutta la carovana di Mediterranea con appunto gli attivisti, i profughi, una quarantina abbiamo detto. È informata la Farnesina e la vice ministra sta contattando il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Bisogna naturalmente fare presto perché le autorità ucraine non vogliono far uscire Vladimir Zanemorovsky. È stata paventata tra l'altro l'opzione dell'arresto, appunto, che è considerata una delle possibilità di fronte al tentativo di quello che loro considerano una diserzione. È una storia assurda, dice Elena Fusarpoli di Mediterranea. Il nostro volontario è un cittadino italiano, ha moglie e 2 figli in Italia, lavora nel nostro paese e ha un certificato dell'ambasciata italiana. Vuole solo tornare a casa. Speriamo che la situazione possa presto sbloccarsi perché è surreale che l'Ucraina non riconosca un documento ufficiale dell'ambasciata italiana. Insomma, una storia raccontata da Giuliano Pavan nel suo articolo per il Gazzettino. Ma noi proseguiamo con alcune notizie flash. Il mercato del mattone in grande risalita, con prevendite aumentate fino al 30%. La notizia riguarda Padova, in città in 9 mesi la crescita del 12%, Forcellini tra i quartieri più richiesti, l'Ascom sottolinea che servono case per studenti. In ogni caso si tratta della ripresa del mercato immobiliare. Sempre a Padova, i dati della Camera di Commercio parlano di un boom delle imprese straniere, quindi con titolari stranieri. Aumentano le ditte straniere. A trainare questa crescita è il settore delle costruzioni, che ha visto nascere in un anno 222 nuove aziende guidate da imprenditori non italiani. Sono i dati appunto della Camera di Commercio di Padova, che parlano di 2186 imprese edilizie a gestione straniera, e questo numero è in continua crescita. Secondo il presidente della Camera di Commercio, la componente straniera ha contribuito alla tenuta del sistema. Pubblico impiego, domani il voto per le nuove RSU in tutta Italia e naturalmente anche in Veneto. I lavoratori del pubblico impiego domani, mercoledì e giovedì si recheranno alle urne per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. Sceglieranno quindi i propri rappresentanti sindacali. Parliamo dei comuni, della sanità pubblica, dell'università, degli enti di ricerca, delle accademie, dei tribunali, delle camere di commercio, le province, la regione naturalmente, le prefetture, le questure, gli istituti penitenziari, i provveditorati agli studi e tutti gli altri enti del pubblico impiego, gli enti pubblici quindi.
decine di migliaia i lavoratori al voto in Veneto a partire da domani. Ci spostiamo a Verona, parliamo di sanità, la proposta medici a turno per le famiglie. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. 52 milioni dalla regione per sopperire alla carenza dei medici di base, confermato il massimale di 1800 assistiti per ogni professionista, una cifra superiore a quella che era fissata in precedenza di 1500, una decisione che ha fatto discutere e non poco, ma la nuova proposta che l'ULSS 9 Scaligera ha lanciato appunto ai sanitari, o meglio il contrario, che i medici hanno proposto all'ULSS 9 Scaligera, è quella delle guardie notturne allargate alle ore diurne, quindi il medico non più di famiglia ma di turno, una proposta per qualche modo coprire le voragini che si aprono ogni volta che un medico di base va in pensione. Non si riescono a coprire appunto i pazienti. La Federazione dei Medici di Medicina Generale di Verona ha proposto all'ULSS 9 un'idea: allargare durante il giorno il servizio delle guardie mediche notturne. È un'esperienza che c'è già in altre regioni e in questo modo si vorrebbe appunto garantire le stesse prestazioni, ricette, visite ambulatoriali, certificazioni di malattia. Appunto si tratta di una proposta diciamo in emergenza per far fronte a quella che è una crisi, e cioè la difficoltà di trovare sostituti ai medici di famiglia che vanno in pensione, lasciando migliaia di pazienti scoperti. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi un buon lunedì.